Napoli alle spalle, sì. Però se ci girassimo un attimo, che cosa vediamo, Tinto? Beh, la pizza, Fede, Ma dai. no, la pizza, Tinto, dai, il cono del Vesuvio. Ok. Però alle spalle, di fronte, abbiamo un altro cono importantissimo che è quello dell'Etna. Adesso saliremo sull'Etna come si faceva una volta. Quindi non prendiamo la macchina, non prendiamo, non so, l'aereo oppure la funivia, ma ci andiamo a piedi. Ah, trekking? Sì. Ma scusa, non è possibile avere un mulo, per esempio? Cavallo? No, meglio il mulo. Vabbè, a te il mulo, io a piedi, come si faceva una volta con il Grand Tour sull'Etna. Un scruscio, un sono del boato, dell'Etna, lo intendiamo solo noi, che è una U e una A, che quando c'è, ragazzi, ti entra dentro, è come se fosse la nostra anima. Tu c'hai paura della tua anima? Come è che? Da pigli la tua anima. Ma si può avere paura del più grande vulcano attivo d'Europa? Un vulcano che ti parla e ti riconosce. L'Etna è una grande madre. È un vulcano saggio. La Sicilia è una terra meravigliosa, meravigliosa soprattutto per i motociclisti, per girarla con la motocicletta. Io l'ho girata quasi tutta nel suo entroterra. Oggi invece voglio fare una cosa diversa, voglio posare la moto e salire sull'Etna, come i grandi viaggiatori del Settecento. Dopo circa 6-7 ore di cammino a dorso di mulo si arrivava qua a Nicolosi, quasi 800 metri d'altezza, dove veniva visitato questo cratere spento, il Monte della Ruina, cioè il Monte della Rovina. Oggi sono chiamati i Monti Rossi e sono importanti perché furono quelli da cui uscì la nave che nel 1669 distrusse Catania. Il giorno di viaggio si concludeva proprio qua, il visitatore, visti i Monti Rossi, venuto da Catania, verso il tramonto arrivava qua al monastero di San Nicola l'Arena. L'Arena significa la sabbia in siciliano, la sabbia vulcanica. E questo è un posto veramente meraviglioso. Immaginate questi viaggiatori del Settecento che arrivavano e dormivano proprio qua. Possiamo immaginare Goethe che ha dormito in una di queste celle. E quindi siamo al secondo giorno di viaggio, abbiamo lasciato il bosco e questa grotta dove ci troviamo ora era un tipico alloggio. Questa grotta che si trova a 2000 metri di altitudine, l'Etna è piena di grotte di scorrimento lavico, ma ce n'era una in particolare, la grotta delle Capre, che era il secondo rifugio prima di arrivare il giorno successivo, di intraprendere questa zona nuda, questa zona di deserto lavico che avrebbe portato a 3000 metri di quota, cioè quindi alla conquista poi del cratere centrale. L'aria è buona alle labbra, ha scritto Igor Mann. Sa di pane fresco di forno, di ginestre. Da lassù, dai 3000 metri dell'Etna, la Sicilia è una stella a 3 punte nel cielo capovolto del suo mare antico. Improvvisamente poteva avere un'attività esplosiva il vulcano e lanciare quelli che si chiamano i piroclassi. Insomma, questa è una bomba vulcanica che se arriva in testa fa male.
finalmente siamo alla fine del nostro viaggio, ecco l'ultima tappa, la tappa finale, questi ultimi 300 metri fatti a Torre del Filosofo, cratere centrale dell'Etna, 3330 metri, la meta finalmente tanto agoniata. Qua si girava attorno, come stiamo facendo noi, attorno all'orlo di tutti questi crateri, che sono diversi crateri qua in cima al vulcano. Ora si vede lo zolfo uscire anche ai tempi, insomma c'è chi racconta anche di essere stato male con tutto questo zolfo. E niente, proviamo a immaginare Empedocle. Empedocle, la storia dice che era talmente innamorato del vulcano che la volle fare finita buttandosi dentro il cratere centrale. Ma che so, tanti viaggiatori, Platone, Strabone, per arrivare fino all'imperatore Adriano. L'imperatore Adriano che volle regalarsi questa alba sull'Etna.